Ciao, ben ritrovati o benvenuti in Marmitte Trek. Prendiamo l'E45 in direzione Bagno di Romagna, quindi Roma. Una volta arrivato a Bagno di Romagna andiamo poi a fare il passo dei Fangacci. Una volta svalicato il Fangacci siamo a Badia Partaglia. Oggi siamo diretti a Badia Partaglia, comune di Poppi, regione, qui siamo in Toscana, quindi abbiamo svalicato dai nostri confini. Oggi, oltre a fare un sabato alternativo, tranquillo, proviamo anche la nuova Action Cam. La metteremo un po' in difficoltà nei paesaggi di foliage, controluce, in mezzo un po' la foresta. Andremo a Campo dell'Agio, dove si trova un piccolo bivacco con un grande angolo fuochi che si trova al coperto ma al suo stesso tempo esterno, quindi al tetto, ma veramente fatto veramente bene, e poi vedremo nei dettagli nei video e nelle foto. Arrivati a Badia Partaglia ci armiamo subito di pane e carne per fare una bella grigliata sotto a cavallo di mezzogiorno. Oggi la tappa è un giro ad anello molto tranquillo in mezzo alla foresta, appunto per fare questo test dell'Action Cam nuova che Marmitte Trek si è regalata. Ma che figata però, cioè qui prende tutto. Stanza grandangolo, finalmente una degna Action Cam. Prima bisogna un po' conoscerla, poi dopo la strada che abbiamo percorso per arrivare al Campo d'Agio è una strada forestale, che però la nostra macchina ha dovuto dire stop, io mi fermo qui, perché più di lì non andava, o era comunque un rischio proseguire con quella andatura. Quindi l'abbiamo parcheggiata, abbiamo proseguito a piedi in questo sentiero, che sicuramente appunto è un sentiero forestale. Una volta arrivati a Campo dell'Agio, dove troviamo il nostro bivacco, il nostro piccolo rifugio di oggi, notiamo una bellissima cosa, che si arrivava tranquillamente con la macchina a 10 metri dal rifugio, quindi è una cosa per chi non ama tanto camminare, e ne conosco parecchi, sarebbe una cosa fantastica arrivare con la macchina di fianco a dove poi mangerai, quindi come si dice da noi, casa bottega. Osservando il bivacco, dentro è un tavolo, un camino, tutto ciò che serve, ma poi andando nella parte esterna andiamo proprio a visualizzare che c'è proprio un camino largo 6 metri, dove ci sono dei piccoli bracieri dove ognuno si può prendere la sua posizione e fare appunto la propria brace. Guardando il Campo d'Agio, quindi dalla struttura in muratura, il rifugio sostanzialmente, passiamo dalla parte sinistra, dove percorriamo il percorso CAI fino al passo della Crocina. Per andare al passo Crocina, un sentiero agibile a tutte le famiglie, se volete fare un piccolo bivio, c'è Buca delle Fate che poi riprende il percorso, è un'andata e ritorno molto breve per andare a vedere la Buca delle Fate. Questa Action Cam si sta comportando veramente bene, è la prima volta, quindi non la conosciamo affatto, è la prima volta che abbiamo anche un Action Cam di questo
di questo tipo, di questo livello, ed è molto molto valida. Grotta delle Fate, Passo della Crocina. È un caldo pazzesco, essendo 29 di ottobre. Incredibile il caldo, si vede anche a terra, è tutto secco. Girettino del sabato mattina, soft, con le marmitte che sono là davanti. Teniamo distanti. Ho fatto una colazione abbondante, è meglio che stiano lontani. Comunque sembra che vada bene questa action. Il controsole, voglio vedere bene i colori come verranno fuori. Abbiamo un membro nuovo oggi che si è affiliato a noi, sarà davanti. Non abbiamo mai presentato i componenti del Marmitta Trek. Questo è Yuri, il suono, questo è Fede, un nuovo. Sì, in realtà non faccio ancora parte del gruppo perché sono stronzo, esatto. Oggi è una prova. È una prova. Non state dietro, non mi state. Questa è una prova. Già uno che si presenta in questo modo gli diamo già subito. Vede, le nostre prove per entrare nel gruppo sono diverse. Sono dopo. Non so, esatto. Cioè, Non è il cammino. ci fanno a tavola. Hai capito? Poi adesso oggi è così, la prossima organizzeremo con pernotto. Esatto. Quella è la prima prova ufficiale. Dopo lì sì. Quindi devi dormire. Ogni volta che mi fa, ma hai visto nel gruppo? Sul gruppo? Allora, t'hai ancora visto Yuri? No. Hai visto nel gruppo? No. Un po' si arbusti. Un po'. Questa scampagnata mattutina di sabato, cosa ne pensi? È una figata, bisogna farla più spesso. Cerchiamo di lavorare. Siamo mica come Cappelli che non fa un cazzo dalla mattina alla sera, pulisce le foglie per terra. Altrimenti lavoriamo solo il pomeriggio. Al mattino veniamo in mezzo ai boschi, sarebbe male. Esatto. Yuri in solitario non ci aspetta. Yuri va avanti da solo. Che poi ci perdiamo, per questo colore del fogliame. Dopo lo facciamo dove sei. Esatto. Oh ragazzi, dov'è Yuri? Abbiamo perso Yuri. Dov'è Yuri? Eppure, eccolo! Eccolo, è qua, si è fatto lo scherzo. Oh, mi fai coprire di poi il pantalone Aldo Giovanni Giacomo quando esce dalla sabbia. Ti prego. Foglie di vento, niente che vuoi. Sembra Agosto. Sì. Eccoci qua, il nostro cartello. Numero 64, il sentiero, un'orettina, abbiamo fatto un'orettina di salita. Con le foglie secche che si scivolava, qui si va al 00 dei Fangacci dove abbiamo fatto per il Citerna. E proseguiamo col nostro cammino. Questi sono i lupi. Sentiero 00, andiamo verso i lupati, che avete sentito adesso la voce. Si stanno già muovendo nel loro e adesso è tutta discesa. Marmitte Trek a tutto gas, contro luce, proviamo l'action, come si comporta con i colori. Eccola lì, se lo prendiamo in pieno il sole deve difendersi. E adesso ci andiamo a accendere il nostro camino, se c'è ancora la carne. Per me ce l'hanno già cucinata, però vedremo cosa ci aspetta.
pantaloncini corti a novembre praticamente. Fa un po' paura. 6 km ragazzi. 6 km di percorso. Guardate le ancoline che hanno in bocca questi. Vedo l'ora di sbranarsi. Proseguiamo per il passo dei Lupatti. Sentiero 00. Non siamo tanto alti, essendo in Romagna. 1,265. Proseguiamo. 0,25 per salire e poi per tornare giù ci sarà un'altra mezzorettina, che in teoria era questo passo qui per andare diretti. Noi proseguiamo dritto. Marmitte sono già partiti, non aspettano, vedi, sono tutti dei birichini. Anche il soggetto nuovo che lo stiamo testando, Fede, vediamo come si comporterà. Troviamo un cartello, lo andiamo a scrutinare. Monte Cucco 1265, cammino di San Vicino, fantastico. Grande Badia Prataglia, arriviamo per colpa di Fede. Sentiero 60, un'ora. Eravamo già dietro, stavamo sentendo già il grasso della pancetta che si scioglieva e adesso invece abbiamo ancora un'ora, così la mangiamo tutta. Grazie di aver visto il video. Se vi volete iscrivere al nostro canale perché ci volete seguire, campanellina e tasto iscrizione. Noi siamo sempre qua presenti ad aspettarvi e a rispondere alle vostre appunto domande. Ciao da Marmitte Trek.